figata, qua il parco non te può andare con le biciclette, ma con moto enduro sì te può andare. Guarda che misteri. Vabbè, tasi va che legge si accompagna per tutti. Memo, verificare se ste ciclabili le ho fatte tutte. Livello di misurazione della bella giornata. 12 ampere e mezzo, ma prima era una giornata da 15. Però attento, ricordati che quando io ti faccio vedere quel valore non è quanto caricano i pannelli, ma quanto sto guadagnando. Quindi quello che caricano meno il costo di quello, tipo il frigo, eccetera. Eccezionale sta roba, sì, questa è secola Marilena. Sì. Allora, Esperimenti. praticamente, sì, no, esperimenti, ma è geniale perché, riusciti. sì, io non l'avevo pensata a sta roba. Sai che i sì. miei oscuranti, a parte, vabbè, steniamo un telo pietoso sugli oscuranti che ho comprato quella volta, ma il problema maggiore è che col caldo e col freddo si stringono e si allargano in una maniera esageratissima e pertanto si stanno, oltre che distruggendo, non ci arrivano più neanche a agganciarsi. Allora lei cosa ha fatto? Ha fatto sto giochetto maschio e femmina da attaccare già le clip esistenti in modo elasticizzato. Questo vabbè, adesso non riesco a filmare e a tirare, però l'ho provato, ti garantisco che è elasticizzato, guarda. Ok, così serve in ogni caso a tenerlo sia in estate che in inverno. Fantastico, stasera li proviamo, sì. Ah, quanti cani qua, ah, quanti cani, è pieno. Vediami, pagliazza. Cane grande, Emi, cane grande, tanto grande, che grande. È la pallina, zappagli la pallina, dai che vuole giocare con la pallina, dai. Ok, proviamo l'esperimento della Marilena. Ormai scende a casa qua, stai a darne tipo una commissione. In camper, no? Non li cucini sti antipastini qua. Ah, me scondate c'è su biotti. La scogliera. E questo pensavamo che era Olfo, invece no, è un Svan, credo dei tu che ci hanno trovato il ristorante, ci hanno riconosciuto e salutato. Quindi non solo, cioè seria fare la pubblicità, non solo, cioè qua voce è un fia seria, no? Tu capisci, tipo quelle della Carne Noire. Non solo Olfo, sceglie il Svan. Oh, che iniziano a pagarmi le bollette, guarda qua. Paga bolletta, 21-22 ampere, sì, paga bolletta. Fra 9 ore e 20 minuti, se si dovesse continuare così, fra 9 ore la mia bolletta sarebbe completamente pagata. 8 ore e 51, eccetera, eccetera. Siccome calcola di continuo in base a quanto guadagna, quanto consuma, eccetera, ovviamente questo dato è sempre in continuo cambiamento, non è una cosa regolare, anche perché giustamente se ci sono le nuvole, c'è questo, c'è quello, vedi, andiamo dai 19 ai 22 ampere. Ah, ma l'importante è che se paga le bollette da sue. Attenzione, sì, scusa un attimo, mi sto preparando per portare fuori il cane. Mi sono accorto di una cosa guardando il mio video, che io spesso parlo dell'Allium sativum, che è l'aglio, Dio caro, ok? È un medicinale, pertanto è vero, sì, tutto quello che io ho detto delle proprietà depurative, delle proprietà antibatteriche e antisettiche, però attenzione, è molto pericoloso o se assunto in grandi quantità o se assunto da chi ha la pressione bassa, perché veramente ti abbassa parecchio la pressione. Quindi ricordati sempre questa cosa, perché effettivamente ci sono dei cibi che possono avere delle proprietà benefiche, ma se magari associati a altre cose oppure se ne cambi le quantità o i modi di assunzione, cambiano completamente poi il loro agire, capito? Quindi attenzione all'aglio, che non me restesse cae, insomma, ecco, poco a chi ha la pressione bassa, veramente poco. Da quant'è che non sto più assieme a me? Quelle giornate in cui mi recavo in collina, in montagna, e ci passavo ore e ore a godere dei fiori, dei sassi, delle piante. Sono un ricordo ormai, ma nella mia vita mi sento felice, però ho perso un attimo l'attrattiva per quelle cose. Probabilmente, sai, è quello che spesso ti menziono.
all'equilibrio della vita, certo. Però immaginate questo. Spero che si senta perché c'è sempre vento quando parlo di cose interessanti. Mentre parlo di van life la si sente sempre da Dio. E poi immaginarti in un ristorante, no? Il mio cibo preferito, credo, fossero state le vongole con aglio, olio e prezzemolo. C'è stato un periodo che lei se le raccoglievano e allora, essendo gratis, insomma, è un motivo in più per fare a buffate, e quindi ne ho mangiate veramente tanti. Adesso da mesi non mangio più le vongole e non ne sento effettivamente l'attrattiva. Ok, vedi che questo discorso l'avevamo già preso e ogni volta che lo riprendiamo non fa mai una grinza, non sbaglia mai. Anche come quando goliardicamente sottolineavo ai miei amici: se non mi sentite mai parlare di sesso, un motivo che sarà perché troia non ho tutta sta fame, con la panza piena. Tu che sei in ufficio dal lunedì al venerdì e a volte anche al sabato, sogni di andare via in camper, ma ti assicuro che se tu potessi, sì, ci piace dire, se tu potessi andare sempre in camper, ma non a lavorare, a grattarti i coglioni, la vita si spegnerebbe, il senso della vita si spegnerebbe, o meno la capacità di raccontarla, quella no, insomma tu puoi raccontare agli altri e a te stesso quello che vuoi, ma dentro di te il valore, il peso delle cose cesserebbe. Proprio per questo discorso che abbiamo fatto molteplici volte, l'abbiamo rimesso nel tavolo per giocarci empiricamente dell'equilibrio e della fame. Come impapero del primo mattina, apprezza sempre, perché ho ancora la ciolla del caffè. Uso spesso me stesso come cavia dove non ci sono giochi pericolosi. Ad esempio in questi esperimenti io posso notare e ricostruire, se non proprio provare di prima persona, varie situazioni. Ad esempio la situazione attuale è che io ora sto facendo una passeggiata lungo il mare, che è una cosa che veramente adoro. Non ne ho proprio tanta voglia della serie che adesso fra un altro po' mi giro e torno in ufficio, che sarebbe camper, a lavorare, e contemporaneamente se avessi fatto tutti i giorni 6-8 ore al giorno questa passeggiata ne avrei i coglioni pieni, cioè desidererei intensamente andare a lavorare piuttosto che stare sempre qua come un bouc, andare su e zoppa a spiaia, hai capito? E viceversa, se fossi sempre in ufficio da mattina a sera tutti i giorni, chiaro che darei oro per fare una passeggiata così in riva al mare. Hai capito come funziona la vita? Ma più che altro come funzioni tu, non come funziona la vita. Quando io parlo, se vuoi fidarti, bene, altrimenti pazienza. Però anche nella pazienza tieni sempre a mente che ogni mia frase è l'incanalazione di un testo magari di 500-600 pagine, voglio dire, non è farina del mio sacco, la provo a riassumere. Certo, non puoi riassumere, è eresia riassumere certi trattati, certi ragionamenti che hanno la necessità di essere dispiegati su 400-500 pagine, però non si sa mai che un sassolino qua, un sassolino là, è uno solo con un sassolino a cuor leggero riesce a prendere la sua strada, ok? Questa è catastrofica premessa, questa premessa per dire che non vedo più quei granchi azzurri blu di cui tutti avevano paura perché avrebbero distrutto l'ecosistema, eccetera. E allora io ho penso sempre un po' come nelle tragedie greche, un po' con i miei occhi, un po' con gli occhi degli altri, no? Allora questi grandi granchi blu non hanno nessun motivo logico e matematico per essere la causa della distruzione del nostro ecosistema, però al contrario, insomma, non sono neanche esenti da questa possibilità di fare una strage danneggiante, ma lì è il ragionamento che ti voglio fare, il quale ora si attacca alla premessa che ti ho fatto, tra parentesi in questi testi incanalati in una proposizione c'è l'evoluzione della specie di Darwin, ossia stringi è il testo al quale io mi sto riferendo. La natura, ragazzo, non sbaglia mai e poi mai. Perché l'uomo crede che la natura sbaglia? Perché l'uomo ha un arco di tempo, di vita talmente ristretto che, diciamo, il cambio generazionale umano non riesce a percepire
i cambiamenti della natura, ossia cosa la natura ha fatto per rispondere a un determinato evento, una determinata cosa, un determinato animale, eccetera, eccetera. Pertanto, sempre ricollegandomi alla, spero non antipatica premessa, se vuoi fidarti di me, ti garantisco che la natura non sbaglia mai, solo che no, purtroppo, solo che per agire ha bisogno magari di 300-400 anni, se non di 4-5 mila anni per sistemare le cose. Però noi umani moriamo prestissimo, non duriamo un cazzo, in più abbiamo anche il concetto del tempo e quindi diciamo la natura non provvede, provvediamo noi, ossia la natura non fa tempo a provvedere per far sì che le nostre aspettative vengano colmate. Ho capito ragazzo, ma continuiamo a fare disastri della serie. E che se massa cervi che mangia le piante, boom, mettiamo i lupi, orco can, i lupi hanno occupato tutti i cervi, ma vanno a mangiare anche la gallina del questore, della cognata del sindaco, e ora copa tutti i lupi. E dopo dimmi CP, no, non copiamo i lupi, per carità di Dio, cioè noi manco, gli era per contare la storia, hai capito? E in realtà i lupi sarebbero arrivati da soli, o comunque i cervi si sarebbero limitati, perché una volta che il cibo viene a mancare, o meglio si proporziona all'animale, loro si riproducono di meno, hai capito? La natura non porta mai all'autodistruzione, può portare a dei livelli magari bassi di compiacimento, ma è un compiacimento insomma che è visto, dettato e comandato e interpretato dall'occhio umano, non è che è un compiacimento reale, cioè di serie il paesaggio tutto rigoglioso, quelle farfalle, gli uccellini, i fiori colorati eccetera. Quella è un'interpretazione umana, perché come esiste quella cosa esiste anche il deserto dove ci sono i suoi abitanti, dove c'è il serpente, dove c'è lo scorpione, dove, hai capito? Guardati, un granchio che non ho trovato, ho tirato fuori l'evoluzione darwiniana. Vabbè, insomma, fidate che la natura non sbaglia mai, e con te muovi e combini solo che disastri. Povero cane, è ancora un po' in tilt perché la porto tutti i giorni a vedere, quando sono a Jesolo intendo, a vedere il gatto dell'Alessia che si annusano eccetera, e dopo sa che non lo deve toccare, quindi diciamo vuole andare via, della serie, come dire, mi metti davanti a una pizza che non posso mangiarla, quindi io voglio andare via perché sennò starla con la pizza mi viene il desiderio, vero CP? Però dico CP, contemporaneamente ancora non siamo riusciti a distinguere, ci sto lavorando da un po' ma ancora niente, il gatto dall'altro. Quindi anche adesso quando dico gatto, vero Emi? E mi dici sì, posso il gatto, cioè com'è c'è un caos adesso col gatto. Sto facendo un regalo a Mirko, gli faccio la maglietta, tanto il video uscirà fra 4 mesi, quindi la maglietta l'avrà ricevuta già da mo'. Guarda, con il logo che gli avevo fatto quella volta. A lui piace il stile Miami Vice, con i colori e il furgoncino così, allora gli avevo fatto il Mirko Service con quei colori e il furgoncino appunto. Confermo, interessa a pochi, beh oddio, no. Beh, a pochi, ma quei pochi può interessare. Confermo che il pieno di GPL mi dura ben 2 settimane, ma senza per nulla sparagnare sul riscaldamento. Il generatore effettivamente non l'ho mai acceso, però col frigo a compressore, quindi senza frighi trivalenti, usando insomma relativamente spesso anche i fornelli perché mi fa su tante tisane dopo i caffè con i clienti eccetera, e devo dire che effettivamente 2 settimane tranquillo, quindi veramente è un sogno, una figata il bombolone adesso. Ah sì? E tu li fai la recensione delle tue papine che erano proprio buone. Dai, vediamo se adesso vede la sorpresina. Dai, vieni a cuccetta adesso. Abbiamo fatto i giri, abbiamo corso. Vediamo. Ah, quante sorpresine. Quante sorpresine. Che cane Fortunello. Penso che sono andati a inventare, li ho trovati al Maxi Zoo, i biscotti per cani che sembrano quelli degli umani. Li hanno fatti a forma dei galletti del Mulino Bianco, gusto latte tra l'altro. Aspetta che li ho, perché dopo Tite sei curioso. Guarda qua, vedi tutte robe a scariche che c'ho al meccanico, vedi tu? Questo che gli ingredienti naturali, bio qua, tosio là, senza sale e zuccheri aggiunti, che magari anche altro, le biscotti per i cani che hanno il porco. Ah, buongiorno Italia, troppo lavoro e troppa poca van life. Cosa che significa? Senti il rumore che mi tocca attaccare il generatore, no? Allora, poca van life, ho poco in giro e quindi il motore non mi carica col DC-DC le batterie.
e tanto lavoro, tanti consumi del computer, e niente, adesso in 5 ore e mezza di generatore sarò pieno, però dopo verrà fuori anche un po' di sole, quindi tengo magari un paio d'orette al generatore e siamo a posto. Ah, perché carico solo 48-49 anziché i 60-70 del solito? Perché mi sta caricando anche la batteria motore. In ogni caso questo non è quello che carica, ma quello che sto guadagnando, quindi quello che carica meno le spese, quindi il frigo e centraline e chissà cos'altro, e a batteria motore viene fuori a 48-49 ampere di guadagno. Devo lavorare con questo generatore, non è fastidioso, è comunque, come si chiamano, i rumori grigi, cioè quei rumori che se li senti magari non ti rilassano, ma neanche ti tolgono la concentrazione, neanche ti nervosiscono, quindi diciamo che quando sei giù e il periodo si fa sfigato, ripristini il tutto in una mattinata. Contemporaneamente però puoi lavorare, cioè carichi tutte le batterie, le 400 ampere, con una sola mattinata. Ricordo, per chi magari non seguisse il canale, non ha ascoltato, cioè non conosce tutto, insomma, tutte le tramaciate di Pullmin, è che sì, stiamo ricaricando ovviamente con un generatore integrato, ma attenzione che sia integrato, esterno, qualsiasi cosa. La particolarità di Pullmin per quanto riguarda la ricarica è che ha un secondo alimentatore azionabile manualmente, che funziona sia col generatore che con la colonnina, che carica 70 ampere ora. Ok, noi adesso ne stiamo guadagnando 52, ma perché? Perché togli 12 ampere del computer, poi togli il frigorifero, togli la batteria motore che si sta caricando, quindi insomma togli tutto, il guadagno poi, quello che viene incamerato per ricaricare, è 50-52 ampere. Ho fatto un video che spiegava come sfruttare il generatore. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo. Oh, guarda che bello, ci voleva. A Jesolo hanno messo le griglie, vedi? Che sono queste cose in metallo, colore antracite, ok? Quindi per carità non nero, ma comunque un colore scuro, le quali vedi in questa zona completamente priva d'ombra serviranno a arrostire alla piastra bene i turisti. Eh sì, perché sennò veniva sempre senza le righe, veniva tipo quei mazze, a tu capito? Mentre così viene giusti. Dio cane, 5 euro. Forse devo mettermi a dieta, cioè da anoressico a panzone è un attimo, porca miseria. Certo che non ho mica voglia di mettermi a dieta, c'è una cosa brutta. Pensavo sempre quando ero magro alla gente che doveva mettersi a dieta, perché praticamente era come dover saltare il pranzo, no? Cioè, capisci? Il famoso coso dei film che ti gonfi e poi fa pum e parte i cosi. Però no, stiro la pancia in dentro, sto bene, solo che non posso più respirare. Ho dovuto cambiare tutti i pantaloni, tutta la roba, porca puttana, se non avevo via le mutande. Oh, il discorso dell'altra volta, no? Guarda, questo può essere interessante come ragionamento da applicare nella vita di tutti i giorni. Guarda, sono al 31% e mi sento con l'acqua alla gola, avevamo già fatto questo discorso, ma in realtà ho 126 ampere, sono tantissimi, del litio tra l'altro, quindi 126 ampere, pieni, puri, porca puttana, e mi pare di essere in riserva, a roba da matti. Wow, buongiorno Italia, 23%, però 92 ampere, è quasi una batteria piena.
Se mi vedi che sto spendendo, espandendo ristoranti, vestiti, eccetera, è perché il governo stavolta ce l'ha messa nel culo veramente a regola d'arte. Pensa che una volta ti mettevano delle tasse, diciamo, ok, il sistema sotto, però con le tasse giustamente la gente si sentiva attaccata in qualche modo e quindi mostrava un po' i denti, alzava il pelo, no? Adesso colpo di genio, l'inflazione. Adesso si gioca con l'inflazione, è fantastico. Praticamente con questo sistema, tu non so, avevi in banca 100.000 euro, ok? Con quei 100.000 euro compri la metà delle cose perché tutto è raddoppiato o più che raddoppiato, quindi tac, magia, ti hanno preso 50.000 euro, così come ridere, cioè capisci il sistema economico. Ma in fondo ciò che importa è creare il giro, no? Il creare il giro per le banche e per i grandi magnaschei. L'angolo dell'obsolescenza programmata, sì, scusami, ma ci vuole perché è una delle cose che più mi sta nelle palle. Mi sta nelle palle perché mi sento preso in giro, non è per i soldi, ok? Allora guarda, queste scarpe qua, non so se me le hai mai viste addosso, me le ho messe su un disastro di volte. Queste le presi quando avevo più o meno 22-23 anni, ok? Non le pagai tanto. Sì, neanche poco, però non 100 euro, insomma, ecco, molto meno. E guarda, davanti non c'è nulla di scollato, sì, ok, un po' consumate qua, per carità, ma guarda la suola, ok? Benissimo, hai visto? Al contrario, quelle della Jeep appena prese non è un discorso di marca, qua c'è subito tutto scollato. È un discorso proprio di obsolescenza programmata. Le New Balance lì, che anche quelle insomma costano, la suola liscia e un'altra suola c'era il buco grande così, cioè pagamos adesso. Cioè, basta, non c'è da aggiungere altro, ne abbiamo già parlato e anche se non ce ne abbiamo già parlato, tu che stai seguendo sto canale ci arrivi, ok? Pertanto niente, voglio solo darti queste esperienze, farti vedere questi esempi pratici di vita, perché è con gli esempi pratici di vita che il cervello sotto costruisce e capisce da solo, non dico tutto quanto, ma tante cose. Poi c'è un altro tipo di obsolescenza programmata che è quella della moda. Sì, non sto scherzando, è una cosa che è studiata apposta, la moda per far girare l'economia. Praticamente creano una nuova necessità nella tua mente, ok? Di avere un paio di scarpe, uno stile, lascia stare scarpe, un esempio, parliamo anche dei jeans, ok? Uno stile diverso, per esempio. Una volta il tuo cervello si sentiva, tra virgolette, non in obbligo, si sentiva attratto a acquistare, non so, i jeans a zampa di elefante, no? Li ho avuti anch'io. E allora fai conto che tu adesso hai i jeans a zampa di elefante, passano gli anni, passa la moda, e se tu vai in giro adesso con i jeans a zampa di elefante, adesso sei uno strano, uno un po' bislacco, ok? Quindi inconsciamente percepisci un senso di vergogna perché ti è stato inculcato da questo vivere in società, o meglio da questo voler adattarsi alla vita di società, ok? Quindi tutto avviene in maniera automatica, è una cosa micidiale. Automaticamente tu non indossi più questi jeans a zampa di elefante e ti senti in dovere di metterti questi jeans stretti sotto, che io li chiamavo jeans da omosessuali, ok? Magari se non hai seguito la puntata sull'omosessualità ti faccio presente che le puntine del mondo non è uno spazio omofobo, anzi è il contrario, non tanto perché ha qualche amico frocio, ma perché quando dice frocio o culattone con i suoi amici froci e culattoni non prova alcun senso di volgarità, di divisione, diversità, cioè proprio ci scherza su a cuor leggero come ci scherzano su a cuor leggero i nostri amici froci, hai capito? Quindi l'omofobo è quello che quando sente la parola frocio si inalbera, perché per lui la parola frocio ha un valore. Per noi, non omofobi, la parola frocio, culatone, eccetera, eccetera, non ha alcun valore, perché non esiste l'omofobia. L'angolo dell'obsolescenza programmata 2, questa giacca, sta roba, sto cappotto, ce l'ho anche questo quando avevo 22-24 anni, in quella fascia di età lì. Era un giubbotto tutti i giorni, lo usavo tutti i giorni per andare a lavorare. Se guardi i bordi delle cuciture eccetera, a parte i pelucchi, ok, magari la luce che lo schiarisce un attimo, in realtà è nerissimo, non ha perso nulla di colore, non ha nessuna frugatura, non ha rotto niente, la cerniera funziona, eccetera eccetera. Compri un giubbotto adesso, ti dura un anno, porca di quella troia.
never